Casanova, opera pop, tratto dal romanzo di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti. Venezia, 1755. Giacomo Casanova è appena tornato da un lungo esilio, ma ancora non sa quale destino lo attende. Avventure, intrighi, seduzione e amore. Questa affascinante storia è raccontata in esclusiva per Intesa San Paolo On Air da Red Canzian. Eravamo rimasti nella scorsa puntata all'interno della chiesa dei Frari, dove la contessa von Steinberg aveva suggerito all'inquisitore di mandare a prendere la sua cameriera Gretchen e di farla parlare, perché lei avrebbe saputo dire dove trovare Casanova. E così la povera Gretchen viene arrestata e interrogata, con l'inquisitore che gli dice: «Sapete bene cosa voglio, pertanto ditemi dov'è e dite tutto quel che ancora non so». Sapete bene cosa voglio, pertanto ditemi dov'è e dite tutto quel che ancora non so. Parlate o non fermerò. La povera Gretchen è terrorizzata e alla fine racconta dove potrebbe essere Casanova, in quella barca dove aveva portato anche lei a fare un giro fra le stelle in nome dell'amore. Forse lo trovate con lei nella barca dove mi portò a fare un giro fra le stelle. E questo basterà a condannarla. Ormai ha parlato e non serve più. E così Zago la uccide, strangolandola con un rosario, senza alcuna pietà. E senza alcuna pietà anche l'inquisitore, seduto nella sua poltrona, osserva questa scena terribile con tutta tranquillità, mangiando un uovo sodo. Ignaro della sorte capitata alla povera Gretchen, Giacomo accoglie la sua Francesca in barca, emozionato, ma soprattutto pronto a fuggire con lei, per sempre. E assistiamo a un momento di infinita tenerezza, dove tutto appare magico, tutto intorno splende incredibilmente. Siamo qui pronti a fuggire io e te, si dicono i due innamorati. Tutto intorno splende incredibilmente. Siamo qui pronti a fuggire io e te. Cantano Se il destino ci proteggerà. Se il destino ci proteggerà, sconfiggeremo ogni malvagità per noi. La dolcezza di questo momento viene bruscamente interrotta dall'arrivo dell'inquisitore con Zago e le sue ombre. Vogliono incastrare Casanova e per incolparlo di eresia, arrestarlo e condurlo ai piombi, nascondono un libro messo all'indice proprio tra le cose nella sua barca. Casanova urla: «Non è mio quel libro», ma sappiamo bene come andavano le cose all'epoca, e quindi Casanova viene arrestato. E Francesca fortunatamente riesce a scappare. Ma siccome c'è il carnevale in tutta la città, Zago dice all'inquisitore: «Eccellenza, se passiamo per Piazza San Marco potrebbe scapparci», ma l'inquisitore risponde: «Se dovesse scappare vi taglierò la lingua e comunque sono felice che tutti sappiano che ho arrestato Giacomo Casanova». E arrivano così in Piazza San Marco, dove la gente comune festeggia il carnevale in piazza, non potendosi permettere il fasto del teatro o dei ricevimenti nei palazzi nobiliari. Ma anche qui l'essere mascherati induce alla trasgressione e alla lascivia. Scampemo dai nostri marii, che querte così non si incorse nessuno. Così non si accorse
Questa atmosfera di festa e baldoria viene interrotta dall'arrivo di Casanova in catene, che viene fatto passare tra la gente affinché si senta umiliato, passando per Piazza San Marco fino al Palazzo Ducale, dove lo aspettano i piombi, ovvero le terribili prigioni veneziane. Ora io mi fermo e riprendo la storia nella prossima puntata.